Dormiamo qua, ci stringiamo, Cosa vuoi? Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo, Ho fame. Mangeremo, E poi sono cattivi, urlano. Urlano perché il premio è grosso, un carro armato vero fa quello a tutti, sai, devono essere duri, Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Non ci credo, se lo danno la merenda. La merenda? La merenda... Basta chiedere, sono tutti amici, guarda. Eccolo, guarda chi c'è cosa? Bartolomeo. Bartolomeo, ti volevo chiedere una cosa, scusa. È già passato quello che dà il pane con la marmellata? Che miseria, si è fatto tardi per un secondo. Hai visto? Ripassa comunque, no? Per il secondo turno, ce la dà. Beh, ripassa. Achtung! Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Che ha detto? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei, tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal Bicocche. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Non chiedete i lecca-lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in Zweierreihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigend. Mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Ist Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora